studio per parlare dei nostri boschi e delle nostre foreste, che sono stati chiaramente modificati anche dalla presenza umana nei secoli. E vediamo oggi vogliamo interrogarci sul loro stato di salute. Lo facciamo interrogando un grande esperto, un grande appassionato di alberi e boschi, Daniele Zovi, che torna a trovarci. È un piacere averti qui, scrittore, tra l'altro già comandante del Corpo Forestale dello Stato per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. È un piacere averti qui, Daniele. È un piacere anche per me, torno sempre volentieri. Sì, anche perché la tua passione poi viene trasmessa, quindi è sempre veramente piacevole fare due chiacchiere con te delle foreste, dei boschi più correttamente, perché in Italia si può parlare forse più correttamente di boschi. In che stato di salute versano i nostri boschi e le nostre foreste? Ma i boschi stanno bene. I boschi stanno bene e io faccio come facevano i vecchi medici di una volta, che guardavano da distante il paziente e capivano subito qual era il suo stato di salute. Ecco, io giro molto per l'Italia, li guardo e vedo che stanno bene, nel senso che sono molto ricchi, si stanno espandendo, quindi stanno aumentando la loro superficie nel nostro paese e non hanno quelle decadimenti che ho visto in qualche parte d'Europa, per esempio una decina d'anni fa, quando si parlava di piogge acide. Ecco, sì, okay. In Italia questo fenomeno non c'è. Meno male. Tra l'altro ci sono comunque delle fragilità nelle nostre formazioni forestali, vero? Sono fragilità di che tipo? Ma alcune sono foreste fragili, quelle per esempio create dall'uomo. Ecco, dove l'uomo ha piantato boschi, quei boschi crescono in maniera fragile perché normalmente ci si è di molto allontanati dai modelli naturali. Si è preferito, si è pensato nel passato, diciamo 50-100 anni fa, si è pensato al bosco come a una fabbrica di legname. E quindi venivano usate magari... Miratamente alcune specie. Venivano proprio piantate. Guarda che gli operai dovevano tirare lo spago per piantarle in maniera rettilinea. Cioè una cosa che la natura non fa. Una monocoltura. Si usava un'unica specie, quindi le piante crescevano tutte molto vicine tra loro, tutte della stessa età e tutte della stessa specie. Questi modelli non corrispondono. Questo mi viene in mente, per esempio, molte conifere sono state piantate in questo modo, vero? Sì. Per esempio l'abete rosso, che è il nostro albero di Natale, ecco, quello è stato diffuso, diciamo, non solo nella nord Italia, qualche volta anche nel centro, ma anche nel resto d'Europa. Non abbiamo fatto solo noi questa cosa. Certo, ecco. certo, una cosa e diffusa. questi sono boschi fragili. Mi viene in mente la tempesta Vaia, che ha tirato giù milioni di questi alberi soprattutto, no? È successo un anno fa. È successo un anno fa che un vento fortissimo ha soffiato durante tutta la giornata, ma poi ha accelerato verso sera, verso le 7:30 di sera. E guarda che è durato pochissimo, una ventina di minuti. Quindi è veramente una roba puntiforme dal punto di vista della durata, però ha tirato giù veramente... Ma in quei 20 minuti sono caduti 16 milioni di alberi. 16 milioni di alberi. Ma non spezzati, buttati giù a terra, proprio stesi. E sono rimaste le radici per aria. Vediamo le immagini anche, tra l'altro abbiamo una scheda anche che ci racconta un po' i numeri. 8 milioni e mezzo di metri cubi di legname abbattuto, pari a quello che si taglia abitualmente in 5-7 anni. Ma che si taglia in tutta Italia in 5-7 anni. Non in quella zona lì. E in quella zona sono caduti in 20 minuti. Quindi insomma adesso stiamo assistendo a delle scene drammatiche, ma che proprio fanno male al cuore, nel senso che io sto attraversando macerie di boschi dove ho lavorato, certo. Dove noi abbiamo scelto quale pianta lasciare, quale tagliare con molta estrema cura affinché il bosco si potesse rinnovare. Con un concetto di naturalità. Sì. Cosa dobbiamo imparare secondo te, visto che tu tra l'altro hai vissuto quei luoghi prima e dopo, quindi veramente l'hai vissuto in prima persona sempre, cosa ci devono insegnare eventi come questa tempesta e quello che è la gestione forestale in generale in Italia? Allora guarda, queste sono proprio lezioni che la natura ci dà. La natura ci dice che gli impianti monospecifici, cioè quando noi creiamo, modelliamo il bosco, non solo lo piantiamo, ma anche lo coltiviamo, dandogli una forma così di monocultura, creiamo una struttura fragile. Quindi quello che noi dobbiamo fare da adesso in poi è di puntare alla biodiversità.
non solo nell'impianto del bosco, ma anche nella sua coltivazione E quotidiana. favorire quella che è Quindi, l'andamento naturale anche un po' dei ma boschi. certo, ma sai perché? Il bosco monospecifico è fragile rispetto, per esempio, agli attacchi parassitari, sia di funghi che di insetti. I funghi e gli insetti mangiano una sola specie, mi viene da dire. Sì, sono molto specifici. Sono molte volte. specifici. Quindi se tu hai un bosco solo di quella specie e arriva l'insetto proprio lì, il bosco sarà distrutto. Se invece quel bosco è formato di faggio, di acero, di tiglio, di sorbo degli uccellatori, di larice, ecco, verrà attaccato l'abete rosso, ma tutti gli altri rimarranno in piedi e quel bosco non lo perderemo. Oltretutto, aggiungo io, non so se sia corretto, ma penso di sì, la distanza fra un individuo e l'altro della stessa specie inframmezzata da altri alberi a volte aiuta a evitare che si creino, no, delle epidemie di un Ma certo... epidemie nel caso di attacchi e anche epidemie sottoterra certo. a livello radicale, ma anche il danno del vento o della neve è sempre maggiore se le piante sono molto vicine tra loro, perché c'è l'effetto birillo. Certo, l'effetto domino, quando ne cade Sì, uno poi chiaramente di rimando. Nel nostro paese in 100 anni, possiamo dire, la situazione dei boschi è cambiata, nel senso che in realtà stanno aumentando come superficie boscata. Io credo Cosa che abbiamo possiamo dire? più bosco adesso di sempre. Immagino, no? Perché l'uomo certo aveva Cos'è un certo interesse per il bosco, ma aveva molto interesse per i pascoli, per i coltivi. Ora l'agricoltura si è andata specializzando, quindi noi riusciamo a coltivare la stessa quantità, lo stesso prodotto in superfici più piccole. Le superfici più scomode, quelle di collina e di montagna, sono state abbandonate. Lì il bosco è arrivato da solo, Certo. senza bisogno che noi lo portassimo. Quindi negli ultimi 100 anni la superficie forestale in Italia è raddoppiata. Quindi sì. È sorprendente. Cioè abbiamo più boschi adesso che nell'Ottocento o nel Settecento. E questi boschi secondo te come sono dal punto di vista qualitativo? Sono boschi, come dicevamo prima, che chiaramente sono stati lasciati abbastanza andare, quindi in realtà si stanno ripopolando di specie magari non necessariamente singole, no? Ma si stanno un po' variando forse. Cosa possiamo dire? Anche dove i boschi sono stati piantati con un'unica specie, la natura ha inserito, ha fatto arrivare con gli uccelli, con i mammiferi, con il vento, nuove specie. Quindi una certa mescolanza ce l'abbiamo, una certa ricchezza ce l'abbiamo e va aumentando, tendenzialmente va aumentando. Parlando di animali, tra l'altro, qua vedevo adesso dietro di noi un bel capriolo, gli animali hanno un ruolo importantissimo, no? Da questo punto di vista, legati proprio alla biodiversità del bosco, delle varietà, delle specie. Ma sia in un senso che nell'altro, nel senso che un eccesso di caprioli o di cervi, che noi abbiamo registrato per esempio nelle foreste di faggio, elimina la rinnovazione di faggio. I cervi lo brucano che mangiano come, le plantule, come certo. le vacche brucano l'erba, certo. I cervi brucano plantule di faggio, il quale quindi non riesce più a crescere. Quindi ecco, l'eccesso del numero di quelli che noi chiamiamo ungulati, quindi i cervi, i camosci, i caprioli, anche il cinghiale, limita l'espansione del bosco, lo danneggia. Cioè dobbiamo anche stare attenti. E da qui si arriva, concludendo anche al tuo libro, tra l'altro, che lo ricollego alle foreste in maniera molto facile, peraltro mi hai aiutato tu, perché parla dell'Italia selvatica parlando di animali, lo faccio vedere perché è un piacere parlarne anche in questo contesto, perché si arriva poi all'importanza anche di quelli che sono in copertina, li vediamo, i grandi predatori presenti o non presenti a seconda delle zone in Italia, il lupo, la lince e addirittura le lontre, per esempio, sono in copertina, se non sbaglio, sì sono lontre. Sì. E quindi sono animali che hanno un loro ruolo anche per equilibrare proprio, per esempio, nel caso del lupo, i cervi che brucano il faggio. Allora, il lupo intanto il cervo lo preda e lo fa anche muovere e quindi migliora la popolazione del cervo stesso, cioè predandolo lo migliora. C'è questo paradosso, se vogliamo, ma per esempio l'alimento base del lupo in Toscana è il cinghiale. Cioè noi abbiamo un eccesso di cinghiali in Italia, ma proprio clamoroso. Bene, ricordiamoci, prima di parlare male del lupo, ricordiamoci che il lupo si nutre di cinghiali sì, e quindi aiuta l'equilibrio in maniera decisiva.
veramente molto chiaro come sempre. È stato un piacere ancora una volta, te lo dico, avere qui Daniele Zovi per parlare di natura, in particolare di foreste, ma poi siamo finiti a parlare di quelli che sono gli equilibri naturali. Grazie Daniele Zovi, scrittore, già comandante del Corpo Forestale dello Stato per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. È un piacere, tornerai a trovarci a parlare ancora di natura. Viva la biodiversità. E viva la biodiversità, concordo pienamente. Ora andiamo proprio in giro a vedere dei posti dove ci porta il nostro prossimo documentario. Andiamo nella zona della Bassa Padana e ce lo gustiamo insieme.